Allora, io l'ho buttata là, quindi i costi sono in realtà da un'altra parte, ma perché tutti quanti non si muovono contro questi macigni? Andate a toccare loro, una protesta di Ma massa, è quello che noi qualcosa? abbiamo detto all'inizio, no? Noi abbiamo avuto, dalla fine del governo Berlusconi nel novembre 2011, in quelle forme che abbiamo visto, abbiamo avuto l'arrivo dei tecnici. I tecnici, a cominciare da Monti, invece di fare quello che avrebbero dovuto fare, cioè tagliare la spesa improduttiva, la spesa che non funzionava, la spesa quella che sta aumentando costantemente, hanno messo nuove tasse, che sono quelle che poi lì dovrebbe arrabbiarsi il cittadino che ha telefonato poco fa, e non sono certo cose che dipendono dalle camere di commercio né tantomeno dal sottoscritto. Invece sono state messe nuove tasse che hanno depresso l'economia, hanno aumentato i disoccupati, quindi hanno aumentato i costi sul sociale, sul welfare, la ragione per cui sta aumentando sempre di più il debito pubblico è dovuto soprattutto al fatto che ci sono sempre più disoccupati. Ora, nel momento in cui noi abbiamo, invece di attaccare la spesa pubblica, basta vedere anche la slide 5 e la 6, e abbiamo annullato il processo di federalismo fiscale che prevedeva i costi standard, siamo finiti in una situazione quasi irrecuperabile, e questo non è per essere pessimisti, per essere realisti. Nel momento in cui il grande processo riformatore, quello del titolo quinto, uno di questi era il federalismo fiscale, pensatevi, Vediamo se riusciamo dalla vogliono regia a mettere la modificare slide il 5. titolo quinto senza mai averlo applicato e quindi mettere in ginocchio anche le regioni, perché dopo le camere di commercio tocca alle regioni, perché bisogna colpire sempre il locale. E allora che cosa succede? Eccola qua. Eccola lì, che la spesa pubblica sta aumentando, ve lo vedete, è arrivata al 51,9% del PIL, invece di diminuire. E la pressione fiscale, quella vera, è arrivata al 55%. Ma se noi guardiamo la slide dopo, vediamo che la spesa pubblica, la slide numero 6, non è uniforme nel Paese, è bassissima a livello del Veneto e della Lombardia, poco più del 30%, arriva a livello della Sardegna e del Calabria a superare il 60%. Ora nessuno vuole mettere in ginocchio quelle regioni, ma da quella tabellina lì manca un ulteriore dato. Questa è una tabellina che dimostra di un'ingiustizia, perché non è possibile che ci siano questi divari, perché alla fine fanno male anche a chi spende troppo nel pubblico, perché chi spende troppo, come quelle regioni, distrugge la sua economia privata, la sua economia vera. Ma quella tabellina non fa vedere degli sprechi ministeriali, perché oltre che questi sprechi che i costi standard avrebbero mitigato, non li fa vedere. non li fa vedere. Noi abbiamo fatto un confronto fra la spesa dei ministeri italiani e quella dei ministeri europei, non solo tedeschi, perché lì è una battaglia persa, sono così bravi i tedeschi, noi li accusiamo di tutto. Anche quando vincono le partite del mondiale, però loro sono bravi e noi dovremmo imparare da loro invece di criticarli, avere questo coraggio. Ebbene, noi abbiamo una spesa di funzionamento, che è quella dove le camere di commercio sono bravissime, mentre da noi le camere di commercio hanno una spesa di funzionamento del 46%, lo Stato ha una spesa di funzionamento del 93%, cioè solo il 7% va in spesa di investimento, mentre in Germania e negli altri paesi c'è una differenza del 70%. I nostri ministeri costano il 70% in più mediamente di quello che costano negli altri paesi. Però sanno di essere intoccabili, ma sono intoccabili. Abbiamo Cottarelli, non doveva toccarli Cottarelli, non li tocca nessuno. Ed è questa la causa. È stata posticipata la soglia limite del tetto, no, di soglia dello stipendio. E Renzi è diventato uno strumento dei ministeri, perché Renzi è diventato lo strumento dell'attacco alla finanza locale, dell'attacco agli strumenti locali, non solo le camere di commercio, le province, le comunità montane. Vi ricordate? Tagliamo le comunità montane e risolviamo i problemi del paese. È stato qualche anno fa e noi ci opponemmo perché dicevamo non è possibile che per colpa di due comunità montane di una certa regione italiana che sono sull'acqua, sul mare, si taglino tutte le altre, perché non vanno bene queste manovre, perché ci sono i virtuosi e ci sono gli spreconi e il nostro sistema nazionale continua a colpire soprattutto i virtuosi e a dare una mano agli spreconi. È qui il problema e noi da anni denunciavamo, dal 2008 abbiamo detto se non viene colpito chi spreca a vantaggio di chi invece risparmia, questo Paese avrà un debito pubblico fuori controllo. Leggete i nostri studi del 2008 su osservatoriofederalismo.eu, che lo facciamo insieme con la Regione, ci sono tutti i nostri studi, lo prevedavamo ancora 7 anni fa. E si sta tutto verificando quello che noi abbiamo previsto, perché Monti, che avrebbe potuto proseguire velocemente il lavoro fatto precedentemente da chi governava prima, e cioè attuazione del titolo quinto, federalismo fiscale, costi standard, avrebbe salvato il Paese. Non l'ha fatto, ma non solo, stanno cancellando la riforma titolo quinto senza neanche averla applicata.
perché lo Stato non l'ha mai voluta applicare. Il nostro è uno Stato che non rispetta la Costituzione, perché avrebbe dovuto applicarla e non l'ha fatto. Io vorrei riprendere da una cosa che è emersa, che la spesa pubblica continua ad aumentare. No, infatti questa è allora, una delle ragioni per le quali nel 2009 hanno bloccato tutti i contratti pubblici, che costano circa 6-7 miliardi, dico di tutti i pubblici, quindi di 3 milioni e mezzo di persone, è stata quella che non bisogna aumentare la spesa pubblica. Ecco, noi siamo senza contratto da 6 anni, oltre ai tagli che vengono fatti annualmente ai fondi per la produttività eccetera delle varie istituzioni, sia quelle locali che quelle centrali, ponendo come una delle ragioni quella che bisognava diminuire la spesa pubblica. Ecco, si vede che evidentemente c'era un'altra motivazione per bloccarci i contratti. Poi volevo un'altra cosa, anche qui stiamo attenti nella comunicazione, perché quando si parla di ministeri ovviamente si mette di mezzo tutto. Ecco, io capisco che ci sono alcuni pezzi, penso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove lavorano i fattorini che al Parlamento magari prendono 4-5 mila euro, eccetera. Però la media degli stipendi dei dipendenti pubblici è sui 1.300-1.200 euro, insomma. Non è che... E allora, nei dipendenti pubblici, guardate, è un altro messaggio che secondo me la gente non riesce a recepire, perché forse lo comunichiamo male anche noi, o forse perché i mass media lo orientano in un altro modo. I dipendenti pubblici sono i vigili urbani, sono gli infermieri, sono le maestre d'asilo, sono quelli che svolgono tutti dei servizi che sono quotidianamente, e sono pesanti, perché fare la maestra d'asilo sino a 67 anni, quanto prevede la legge Fornero, credo sia impossibile per chiunque, perché tirar su i bambini. Sì, no, ma sono percentuali minore rispetto agli imbucati. Io credo che anche rispetto a questo dobbiamo tutti pensare di riorganizzare il sistema, però dobbiamo farlo anche avendo degli elementi concreti davanti, senza generalizzare troppo, perché a mio avviso non ci riusciamo. Io vorrei dare un dato che a Biasioli può essere di grande interesse, e sono d'accordo con quello che lui ha detto fino adesso, però gli faccio una domanda a cui ho già una risposta evidentemente. Com'è possibile che la spesa pubblica media dei dipendenti pubblici italiani sia, all'inverso di quello che sembra che tu hai detto adesso, è più alta della media addirittura tedesca, che quando uno va in Germania vede che i dipendenti dei livelli più bassi hanno uno stipendio che è mediamente il doppio del nostro il più basso, no? E con un costo della vita che una volta era diverso, ma oggi praticamente è lo stesso il costo della vita, anzi in molti casi è più basso il costo della vita in Germania che da noi. Allora, perché c'è questa differenza, no? Allora, il primo problema sta, e noi abbiamo fatto questi conteggi, e può essere molto utile a chi sta nel sindacato, abbiamo preso un primo parametro, costo medio differente. Perché? Perché noi abbiamo, soprattutto in alcune amministrazioni, ecco che torna di nuovo lo Stato ed alcune regioni spreconi, un numero di dirigenti altissimo. Abbiamo detto poco fa che noi ne abbiamo uno ogni 40 nelle Camere di Commercio, addirittura uno ogni 50 in certi casi. In certe amministrazioni statali e di alcune regioni, vedi il caso Sicilia, un dirigente ogni 3 persone, e il divario di stipendio fra il dirigente e il dipendente che accennavi tu poco fa è enorme, è altissimo. Questo fa sì che questa situazione, tra virgolette, non molto giusta, porta a un eccesso di spesa per dipendenti pubblici. L'altro aspetto è il numero dei dipendenti. Se noi prendiamo il numero dei dipendenti che abbiamo in Veneto e lo applicassimo pro capite a tutto il resto del paese, abbiamo circa 700.000 funzionari pubblici di troppo, concentrati in amministrazioni statali, in amministrazioni di alcune regioni sprecone. Da questo punto di vista il Veneto è una regione. È una regione virtuosa, abbiamo visto prima la tabellina, ma questo non vuol dire che dobbiamo massacrare gli altri, dobbiamo prendere esempio dal Veneto, che è anche più virtuoso della Germania. Ma non è che ci vedano così bene. Non ci vedono così bene. Poi c'è un terzo elemento, se posso intromettermi un attimo. Sì. Il fatto che quando si parla di stipendi medi della pubblica amministrazione si mettano in mezzo i magistrati, tutti gli altri gradi dell'esercito, dell'aeronautica. Di fatto però ci sono questi benedetti, ci sono, se non però, ci sono li paghiamo. Ci sono, però... Sono nostri dipendenti quelli. Certo, sì. è assolutamente vero. Però quando
il tabaccaio, il fruttivendolo che è per strada pensa ai dipendenti pubblici, non pensa ai generali o ai magistrati, no, pensa certo. a qualcos'altro. Esatto. Pensa a me che faccio il vigile o pensa a qualcun altro. No, il dato che io ho offerto è un dato che è stato preso in forma omogenea anche negli altri paesi, quindi anche negli altri paesi abbiamo contabilizzato tutti questi grandi commì dello Stato, queste cose qui. Quindi, allora, ecco, io domando anche un'altra cosa, per me la risposta è molto chiara. Una politica di questo tipo qua, sia sui dipendenti pubblici, ma che anche contro il sistema locale, contro il federalismo, contro i costi standard, alla fine chi avvantaggia? Chi avvantaggia se non chi non fa l'interesse del paese? Chi avvantaggia se non chi spreca? Chi avvantaggia se non chi, altro quel povero imprenditore che ha chiamato, ma grandi imprese che, come diceva quel povero imprenditore, hanno delocalizzato o possono farlo perché sono molto grandi e sono andati ad investire fuori, hanno portato via posti di lavoro dal nostro territorio. Certo. Loro vengono avvantaggiati da una politica di questo tipo che si sta perseguendo. E allora ti dà quasi l'idea che il nostro governo risponda non più a una logica del cittadino che ci vive sul territorio, dell'impresa che vive piccola e media, ma di grosse finanziarie, di grosse realtà che stanno finanziando il nostro debito pubblico e a cui loro della nostra vita o dei problemi nostri non gliene interessa niente, loro devono solo portare un utile a casa. Forse quell'accenno che lei ha fatto prima rispetto anche all'interesse dimostrato da Confindustria rispetto al taglio dei diritti appunto per le camere di commercio, insomma rientra anche un po'. Potrebbe assolutamente rientrare un'ottica di questo tipo, da parte ovviamente non delle associazioni qua del territorio, ma da parte di associazioni a livello nazionale, perché ovviamente questa è una strategia che si basa su una chiara politica nazionale. La semplificazione, un altro aspetto importante, noi come Camera di Commercio lo stiamo portando avanti, se non altro con l'informatizzazione. Certo, siamo i numeri 1 del mondo, quindi tutti ce lo riconoscono, non siamo noi solo a doverlo portare avanti. Il telespettatore aveva dei problemi non con la Camera di Commercio, perché non abbiamo poi queste grandi responsabilità in questa, anzi, ma penso con qualche altro ente che dovrebbe riformarsi, che magari non sia soprattutto a livello centrale. Quindi la riforma del titolo quinto dovremmo rafforzare i poteri alle regioni, non ridurre i poteri, se no perdiamo completamente la democrazia e diventiamo tutti più poveri. Questo la gente lo deve capire. Siamo in chiusura. Comunque per restare al numero, per restare al numero che prima mi aveva fatto confondere anche la data della mobilitazione, l'articolo è l'articolo 28 del decreto legge 90 che appunto parla del taglio del 50% dei diritti. Quindi, invece la manifestazione è una manifestazione che si farà il 23. Ecco, la vediamo così, ce l'ho io. Che si farà il 23, è una mobilitazione nazionale, si farà il 23 a Roma e andremo a protestare proprio davanti al Parlamento per impedire una riforma di questo genere, ma una riforma che invece sia quindi funzione condivisa pubblica, anche... CGIL, CISLEF funzione pubblica, UIL funzione pubblica, manifestazione nazionale appunto per salvare le camere di commercio dipendenti. E soprattutto i dipendenti, noi ovviamente abbiamo un occhio di riguardo per l'occupazione. Magari che qualcuno a livello governativo guardi alla Germania e si domandi perché il paese che sta meglio d'Europa le Camere le sta rafforzando invece di ridurne la portata e la capacità. Tra l'altro le Camere hanno anche quel ruolo proprio di presidio della legalità, come diceva prima, che è assolutamente importante. Sul territorio. Allora io vi ringrazio per essere venuti qua, che è stato un momento anche utile di confronto e soprattutto anche esplicativo per molti aspetti per i cittadini. Ribadiremo questi concetti, li riprenderemo insieme senza dubbio a partire da settembre con delle novità in mano, parleremo ancora di democrazia diretta dove è possibile farla, di questi dati, speriamo che il debito pubblico non abbia svettato, il sindacato ci aggiornerà, l'Unione Camere del Veneto, Eurosportello ci aggiornerà con i tantissimi bandi che continuano ad arrivare e cui pochi accedono e cercando di renderli sempre più comprensibili. Noi anche ieri abbiamo dedicato un appuntamento, continueremo, lo metteremo magari in replica perché sono arrivate diverse richieste, soprattutto relativamente al progetto LIFE, diversi altri che hanno interessato alcuni imprenditori, però consiglio di andare nel sito da vederseli bene da vicino, perché poi nelle interviste si danno a sommi capi alcune indicazioni, però tutto esce dai siti. Iscrivetevi poi al sito dell'Unione Camere, dell'Eurosportello e della Regione Veneto, avrete tutte le informazioni necessarie. Grazie ancora di averci seguito, noi ci vediamo venerdì con un'altra diretta, domani seguite la nostra replica. Grazie.